Che cosa succede in città? Tram, cantieri, la linea SIR 2 e SIR 3 sono alla conclusione oppure rischiamo di perdere i fondi del PNRR? E ancora, sicurezza. La stazione di Padova è diventata zona vigilanza rafforzata grazie al decreto sicurezza. Ma chi delinqueva in quella zona? Dove si è spostato? E per concludere, abbiamo un'amministrazione che è verso il fine mandato. Qual è l'ascito che lascia i cittadini? Abbiamo con noi questa sera il sindaco Sergio Giordani. Scheda. Imprenditore, dirigente sportivo, amministratore pubblico, Sergio Giordani è uno dei volti più noti della vita economica e istituzionale padovana degli ultimi decenni. Nato e cresciuto a Padova, costruisce il proprio percorso professionale nel mondo dell'impresa, ricoprendo ruoli di primo piano in importanti realtà del commercio e della logistica del territorio, fino alla presidenza di Interporto Padova. Tra gli anni 80 e 90 Giordani vive una lunga e appassionante parentesi nel mondo del calcio. Entra nel consiglio di amministrazione del Calcio Padova nel 1986, ne diventa vicepresidente nel 1990 e infine presidente nel 94, l'anno del grande sogno, il ritorno dei biancoscudati in Serie A dopo 33 anni di assenza. Nel 2017 la svolta politica con l'elezione a sindaco di Padova come figura civica. Sono felice per la mia città. Un'esperienza premiata dai cittadini con una netta riconferma per il secondo mandato nel 2022. Anni intensi segnati da sfide epocali, dalla gestione in prima linea della complessa emergenza legata alla pandemia da Covid-19 fino a traguardi storici che hanno proiettato la città nel mondo, come il riconoscimento UNESCO per i cicli pittorici del Trecento di Padova Urbs Picta. Dal 2022 la sua azione si è estesa all'intero territorio, con la carica di presidente della provincia, un doppio ruolo con cui sta guidando una fase di profonde trasformazioni tra grandi infrastrutture, mobilità sostenibile e sviluppo della comunità. Signor Sindaco, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Allora togliamoci subito un sassolino e affrontiamo un tema, quello dei cantieri e di questo tram, una linea SIR 2, SIR 3. È stata un'opera importante che ha, come dice lo slogan, ridisegnato la città. Assolutamente. Ma a che punto siamo? Che la prima parte sarà operativa, vuol dire che salgono gli utenti a fine anno. Fino al prossimo anno, quella urbano di Gonza. Per cui... Quindi sarà prima la SIR 3, che è quella più breve, da Montamarozzo fino alla stazione, e poi quella un po' più lunga, invece, anzi parecchio più lunga, che sono 17 km, che va da Rubano fino a Vigonza. Sì, arriva quasi a Mestrino, francamente. Manca pochissimo perché il parcheggio scambiatore, dove c'è anche l'officina del tram, è a pochissimi metri di Mestrino. Infatti il sindaco, in maniera intelligente, sta facendo una pista ciclabile 200 metri che collega Mestrino al deposito del tram, per cui è praticamente a Mestrino. Allora vediamo un attimo con questo video il percorso proprio di questi tram. Il tram ridisegna il modo di muoversi in città per una Padova più connessa, efficiente e sostenibile. La nuova linea SIR 2 attraversa la città da ovest a est. Con una lunghezza di 17,5 km, in soli 36 minuti collega Rubano con Vigonza, passando per Chiesa Nuova, Corso Milano, Piazza Garibaldi, la stazione, via Venezia, via San Marco. La linea SIR 3 collega invece la stazione ferroviaria con Volta Barozzo ed è in previsione il suo allungamento fino a Legnaro. SIR 2 e SIR 3, con la linea esistente, daranno vita al sistema Smart. 35 km di rotaie, 69 fermate, 55 mezzi in circolazione, 3 infrastrutture e fino a 8 percorsi per raggiungere da ogni capolinea tutta la città. Ecco, quindi abbiamo visto un percorso complesso, articolato, che percorre l'intera lunghezza e larghezza della città e quindi cambierà la viabilità. Però c'è anche un tema di parcheggi, cioè uno arriva con la macchina, piglia il tram, ma dove saranno questi parcheggi? Perché è un tema annoso, no? La Prandina, non Prandina, cosa facciamo? Allora, i parcheggi saranno parcheggi cambiatori, che sono perfetti per il tram. Bisogna immaginare che un po' alla volta chi abita, chi vuole Padova bella, un po' alla volta Padova si chiude, un po' alla volta.
Padova cambierà con il tram, cambierà in maniera importantissima perché porta tanti quelle persone. Provate a pensare, chiudere il SIR 1 alla cella, ne esce un dramma, un problema enorme. Addirittura nel nuovo tram c'è 4 casse anche là, perché la gente non ci sta. Per cui la mobilità del tram è indispensabile in una città del genere. E anche significa, uno quando capisce, anche se non si è abituato, che uno scende a casa e non aspetta, guarda l'ora, ma tanto sa che passano in 3, 4, 5 minuti. Per cui va giù e lo prende come una metropolitana a Londra, a Parigi, è fatto così. Ovviamente, come dovuto, è diverso a Parigi, ma il stesso funziona, passi, non devi aspettare. Allora, quando tu utilizzi un sistema del genere, con l'aria condizionata piuttosto che il riscaldamento, in sicurezza, il 75% del percorso è dedicato al tram per legge. Di conseguenza cambia, uno arriva in centro, ha possibilità di arrivare in centro, piuttosto che in questura, piuttosto che all'ospedale, sono collegati 2 ospedali, vai dove vuoi col tram. Per cui diventa facile, è un discorso di abitudine, nelle grandi città funziona così, non sono altre cose. Io sono sempre, vi dico una cosa, vi confesso che inizialmente, appena fatto sindaco, non ero proprio tranquillo, per cui mi sono fatto fare gli studi, ho verificato, è l'unico sistema come capacità che porta tanta gente. È chiaro che dopo useremo anche gli autobus, perché sarà una dorsale con gli autobus che vanno in quartiere, autobus elettrici, sono tutti elettrici, per cui sarà un cambio da fine del prossimo anno importantissimo nella verità, meno autobus, più tram, sarà rifatto completamente. E come tempi, allora ci diceva che appunto finiamo prima la SIR 3, poi la SIR 2, ma ci stiamo dentro per avere i fondi del PNRR oppure li perdiamo? No, non perdiamo niente, sono venuto il Ministero, ci ha fatto i complimenti, è stato 20 giorni fa, assolutamente. C'è la polemica del non arriva il tram. I tram arrivano in ritardo, non te ne dire, ma arrivano in tempo per il PNR, per cui se avessimo il tram adesso saremmo anche in difficoltà. Non sapremo dove metterli, quanto adesso che loro sono un po' in ritardo, dopo sarà penale, le solite cose. Però per far partire il servizio ci sono i tram, ovviamente sarebbe follia aver fatto tutto questo lavoro, a poter dire non ci sono i tram. Io capisco l'opposizione fa il suo gioco, ognuno fa il suo gioco, non saprà, i tram ci saranno tranquilli. Bene. E il Ministero ha già confermato i fondi, per cui... Cambiamo argomento, sicurezza, è purtroppo un tema che tocca a tutti, interessa a tutti. Di recente la prefettura col comune ha individuato questa zona vigilanza rafforzata per un periodo di 6 mesi per la stazione. Cosa vuol dire? Allora, Padova, sarò criticato, la sicurezza non è un grosso problema. Obiettivamente possono essere zone più delicate, tipo la stazione, però con l'aiuto del questore, con l'aiuto delle forze dell'ordine, parlo di questura, Polizia di Stato, prefetto, la finanza, piuttosto che sono tutti, polizia locale, sono tutti impegnati in questo senso. È chiaro che è un ambiente diverso, come tutte le stazioni, però grossi problemi non ce ne sono, obiettivamente. Se uno ha paura perché vede un po' di gente, scura il ragazzo giovane che è scuro, che va male, dà un po' di fastidio, per carità, può essere una sensazione, però io passo, vado, cioè non ci sono grossi problemi. Parli qui della zona, perché adesso le zone non c'è problema, insomma, se uno dire che Padova è sicura, dice delle bugie. La sicurezza però è importante, devo dire, è un diritto del cittadino, sentirsi tranquillo, e Padova ha il dovere, tutte le insieme, prefetto, questore, carabinieri, finanza, tutti quanti insieme dobbiamo garantire la sicurezza. Però, è una cosa che alla sinistra non piace parlare. Io sono un civico, per cui la sicurezza è una cosa importante, perché il cittadino deve sentirsi sicuro. Parla di una città sicura, dopo dice c'è qualche cosa? Sì, c'è lo spacciatore? Sì, e via. Secondo me, ad esempio, un problema che si crea è che la migrazione non è gestita in maniera corretta. Esempio, banalizzo io cose, la destra dice nessuno dentro, tutti fuori, la sinistra dice tutti dentro, esagero, va gestita in maniera importante. Chi è vessato, torturato, violentato, è dovere nostro accoglierlo in maniera umana, cioè deve esistere. Chi cerca lavoro è il nostro dovere
fare qualcos'altro, invento, perché è facile dirlo, difficile da fare, ma se noi andiamo lì e formiamo le varie persone, a noi abbiamo bisogno necessariamente, basta avere click dai imprenditori, finisce un giorno, 160-170 mila persone all'anno. Per cui se andiamo lì, li formiamo, li paghiamo lì, non senza sfruttare, riportiamo qua che sono formati, sia sotto l'aspetto operativo, che siano periti, qualsiasi cosa, falegnami, muratori, e li portiamo qui, in aereo, non con i barconi che poi affondano, disastri umani. Ma adesso io dico in maniera facile. Ma io sono convinto, sono già qualche organizzazione sta facendo queste cose. Li paghiamo, li formiamo là. Posso farle un esempio proprio in questo senso, perché come lei saprà noi abbiamo una nostra emittente anche in Friuli dove i nostri soci sono Confindustria del Friuli e il presidente di Confindustria del Friuli, Michelangelo Agrusti, ha proprio ideato un ITS in Ghana. Fa formazione in Ghana e porta i ragazzi così, già formati qua. È così, non c'è, va gestita niente ideologia. Noi siamo un paese in cui c'è l'inverno della natalità, figli non ne facciamo, di conseguenza abbiamo bisogno di persone. Questo è un concetto un po' cinico, però ragazzi abbiamo bisogno delle persone. Forse bisogna essere pragmatici. Ecco. Sapete che mancano 100 persone, dall'inizio dell'operazione mancano nei cantieri fisse 100 persone. Perché non trovano le persone, sono quasi tutti stranieri, nessun italiano vuole fare lavori diversi, io non sto criticando questo, l'italiano farà dei lavori diversi, ma se abbiamo bisogno di delle persone, bisogna che portiamo a casa, ma senza sfruttare, non parlano 2 ore per raccogliere pomodori a 40 gradi, queste cose non si fanno, e questa è violenza nei confronti degli altri, non c'è umanità a fare questo. Ecco, ma tornando un attimo alla zona, a questa vigilanza rafforzata che c'è per la stazione, lei non pensa che nel momento in cui si pone l'attenzione su un determinato punto della carta geografica, in questo caso appunto la stazione dei treni, non tenda poi a migrare questo problema, chiamiamolo così, verso, non so, Piazza De Gasperi, l'Arcella da un'altra parte? A me non mi è piaciuta, l'ho detto in maniera tranquilla, non mi è piaciuta, secondo me non serve, però l'ho detto anche perfetto questo. Ma se lo Stato dice, il Ministro degli Interni si fa, però obiettivamente lei avrebbe fatto perfetto altro. Questo serve, non serve, tanto bestia che l'ho detto sempre, non serve. Il che non vuol dire non fare i controlli, ma facciamo i controlli. A me non piace quello che è stato fatto, zona rossa del Sella, no, questo no, perché no? La Sella non merita la zona rossa. Questo diventa un fatto politico, vuol dire marchiare un quartiere in cui noi siamo impegnati moltissimo. Ricordo che la prima volta abbiamo vinto, anche la seconda volta in quartiere c'era, ma perché? Proviamo a pensare, abbiamo illuminato tutta LED, abbiamo fatto la famosa vicino al grattacielo del PAM, Serrare Valli, dove doveva sorgere un grattacielo, poi non è stato fatto il referendum, non è andato avanti. Quella lì era ferma, l'abbiamo acquistata, abbiamo trasformato a un prezzo decente, civile, abbiamo trasformato un bellissimo parco. Abbiamo fatto con le risorse del PNR, abbiamo fatto parcheggi nuovi, tutta quanta l'area, abbiamo fatto D30 dove c'è il CONI, abbiamo risistemato e rifatto completamente, che era uno schifo, sulla strada con Figliacchi, dietro la provincia farà la scuola. Abbiamo fatto tante di quelle cose, ovviamente eccetera. È un quartiere bellissimo in cui sono saliti i prezzi, è bello che è un quartiere multietnico, è una cosa bella, non è cosa. Noi siamo strani. I miei nipoti vanno a scuola, fanno un amico, c'è il cinese, c'è l'amico. Noi dobbiamo crescere anche noi, un po' alla volta, di maturità di testa. Io capisco vede, i ragazzi che spaziano, ed è vero che spaziano, non sto dicendo che non esiste, che sia chiaro. Ci sono i consumatori però, ma se non gli dai un lavoro, non gli dai una casa, arrivano qua col balcone, hanno fame, ditemi voi cosa fa. Grazie a Dio abbiamo cucine popolari, un'altra eccellenza di Padova, devo dire, perché se avessimo cucine popolari, quando uno ha fame, provate a pensare, ognuno di voi, provate a pensare, ho fame. Cosa fate? Ecco, parlando di cose fatte, se invece adesso insomma manca un anno alla fine del mandato, quindi si comincia 9 mesi, sta facendo il conto alla rovescia. No, scherzo, io sono onorato, contento, felice. Se lei si guarda indietro e dice ok,
una promessa mancata, chiamiamola così, qualcosa che lei avrebbe voluto fare, aveva promesso di fare e dice ok, ne ho fatte tante ma questa no. La stazione è l'alta velocità, non riesco a venire fuori, con le ferrovie ho stato, mi piace dirlo, ma io sono diventato amico di vari amministratori delegati, perché faccio stalking, quando mi danno il numero di telefono sono morti, io chiamo in continuazione, però è tutto fermo, sono andato anche da poco, vicepresidente del Consiglio Salvini, e dire, guarda, almeno facciamo la stazione. Io ho detto, do un'occhiata, no, poche risorse, non è che serve, la stazione nostra viene fatta bifacciale, cioè la parte esistente protetta e rimane, la parte dietro viene fatta nuova, l'altra parte dietro, oltre ai negozi e via dicendo, verrà l'alta velocità, per cui l'alta velocità arriva sull'8-9, sugli ultimi binari. È la promessa che la cella sia collegata alla città. Ha fatto il piano in cui ci sarà una dorsale ciclabile, pedonale, per attraversare i vari parti. Per cui non è che costano cifre paurose, costano cifre anche decenti. Le risorse il Ministero fa fatica a Salvini, io capisco, perché anch'io parlo del bilancio di risorse. Però almeno facciamo quello. Verona è ferma, Vicenza è ferma. Ha ragione Alberti, a suo tempo seguirà 10 anni, spero, comincio ad avere anche dubbi su questo, ma l'alta velocità è indispensabile. Perché l'alta velocità è indispensabile? Non perché si mette un quarto d'ora meno andare a Roma, perché libero le altre linee ferroviarie, le tracce ferroviarie, e funziona meglio il trasporto locale e regionale, solo per quello che è importante, perché metto un quarto d'ora in meno, non so, libero, tracce ferroviarie, libero, non io, ovviamente le ferrovie di Stato, e così i treni regionali funzionano meglio. E invece il suo lascito qual è? Secondo lei, qual è la cosa di cui dice questo è Giordani? Il mio lascito, sono molto orgoglioso di questo, è avere via pacifica tra le città. Sono molto contento di questo, ho trovato un po' di sorveglio e adesso tutte le istituzioni lavorano insieme. E diventa tutto facile, ma veramente facile, perché adesso esagero, dal vescovo al questore al prefetto, al rettore, a tutto il mondo, stakeholder della città, qualsiasi cambio, andiamo d'accordo. È la cosa fondamentale andare d'accordo. Io capisco, c'è la campagna elettorale, ognuno dice la sua cazzata e finita là. Dopo si lavora assieme. Infatti io vado d'accordo con il Presidente della Regione, vado d'accordo per forza sono io, con la provincia, vado d'accordo. Ma è indispensabile, se no non si lavora, si fanno danni alla comunità, ma gravi. Per cui bisogna ragionare tutti insieme, fare scelte, basta violenza, basta guerre, basta dialogare. È vero, ci vuole più tempo, ma bisogna dialogare, verificare, non sei convinto di una cosa. Ad esempio mi accusavano, con la maggioranza che hai nelle case intermedie. No, non sono nelle case intermedie, perché? Tanto essere idee diverse va benissimo, perché vuol dire che vai a contemplare i bisogni diversi della città. Per cui c'è sinistra, c'è il centro, c'è un po' una parte di centrodestra, ma tutti insieme, se uno comincia a ragionare, dice vorrei fare questo, uno comincia a dire ma forse no, è sbagliato questo, facciamo questo. Sono cose importanti, raccogli la città veramente, perché la città non è di un colore, è di tanti colori. Ma io sono andato benissimo, inizialmente non è facile. Dopo 2 mesi ho detto ma Dio mio, non è una cosa per me, sono un imprenditore, solito dire si fa e si fa. Ho calcolato i tempi, sono 3 volte, 3,5 rispetto al privato, tanto, per me è tantissimo. Per cui, però ho preso coscienza che poi avere forze diverse dalle mie è un vantaggio enorme, perché riesci a fare cose, una volta litighi, dopo vai a cena insieme, gli PE sono andato a fare insieme alla mia giunta. I miei assessori sono sacri, i miei dirigenti sono sacri, nessuno può toccarli, perché sono il patrimonio della città. Voi non sapete quante fatica fanno i dirigenti a lavorare, perché hanno una responsabilità incredibile. Allora, io dico con orgoglio, ho una macchina organizzativa in comune che è perfetta. Per carità, c'è sempre quello che lavora meno, però sono orgoglioso. Assessori, vice sindaco, dirigenti, il mio staff. Sono molto fortunato. Io mi considero una persona fortunata, ma veramente fortunata anche aver fatto questo lavoro che mai pensavo nella mia vita di fare il sindaco. Ma mai neanche per sogno. Mi sono trovato a fare una cosa bellissima.
Ma io ho fatto tante cose, mi sono divertito, sono fortunato e sono felice perché ho fatto tante cose che mi sono piaciute, il calcio palla, l'Interport, non so, tante cose. Adesso mi caso che non faccio ancora, però io sono felice, ho una vita felice, una grande famiglia e sono soddisfatto di quello che faccio e ringrazio Padova che mi ha eletto perché per me è stato un grande onore. Bene, allora ringraziamo il sindaco Sergio Giordani di essere stato qua con noi. Grazie sindaco. Ho forato un po'. Magari la prossima puntata la facciamo a bordo del SIR 3. Ah, sicuramente, ovviamente. Alla prossima.